Allora, siamo con Davide Pala, centrocampista della Robursennoli, che domenica ha espugnato Canica 3-1 appunto per voi. Ti chiedo che cosa vi siete detti nello spogliatoio per trovare così, insomma, la forza di ribaltare un risultato difficile, diciamo, non soltanto, cioè non solo per le proporzioni, insomma, perché comunque è 1-0, ma piuttosto per psicologicamente, visto che il gol è arrivato, diciamo, in chiusura del primo tempo. Abbiamo fatto un primo tempo un po' così, non riuscivamo a buttare dentro la palla, abbiamo preso 3 traverse, gol sbagliati. Diciamo che negli spogliatoi ci siamo dati un po' uno sguardo tra di noi e abbiamo deciso di dare il massimo in 45 minuti. Infatti subito dopo 4 minuti avevamo già segnato e dopo altri 10 minuti avevamo fatto altri 2 gol, avevamo già chiuso la partita, non c'era Certo. più storia. È una questione solo di testa, non Mhm. di cose. Siete secondi in classifica con 23 punti a 4 lunghezze dall'Audax Algherese. Avete perso lo sconto diretto contro gli algheresi appunto per 3-0. Ti chiedo se il risultato rispecchia i veri valori in campo, cioè questo 3-0 così ampio, Diciamo oppure che no. nella partita hanno meritato, diciamo. Il fatto che i valori avevamo delle assenze importanti, tra cui Roberto, Pala e Ruju. Mhm. Poi durante la partita diciamo che proprio non c'eravamo, loro erano al massimo e hanno chiuso la partita subito con 3 gol in 10 minuti e non c'era più niente da fare. Quindi secondo te comunque non siete così inferiori come il risultato ha No, fatto pensare? al completo penso che ce la giochiamo alla grande. Mhm. Capito. Domenica arriva qui al Comunale il Cus Sassari, che è la quarta forza del campionato, a 4 lunghezze da voi, ma la prossima domenica ancora giocate a Tisi e poi contro la Fulgor, quindi contro le squadre che vi stanno praticamente dietro. E volevo sapere se comunque, visto che il campionato è abbastanza equilibrato anche in testa, ti volevo chiedere se siete coscienti del fatto, insomma, che potete sfruttare questa chance, insomma, e fare un grande risultato storico per la società della Robur. Noi lo sappiamo, però sta a noi, quando entriamo in campo, dare il massimo. Il mister lo sa, ci assilla con questo fatto che possiamo dare tanto. Vediamo adesso che abbiamo 3 partite importanti, già domenica col CUS cercheremo di dare il massimo. Sappiamo che è una buona squadra, ha fatto dei risultati ottimi nelle ultime partite e vedremo di dare il massimo. Poi col Tisi, che lo sappiamo, è sempre stata Mhm. nelle prime posizioni in questi ultimi anni, ha una buona squadra, gioca molto di esperienza e vedremo chi verrà. Va bene, allora grazie a Davide Pala, in bocca al lupo per le prossime Volevo partite. fare un saluto a Mauro che ha avuto un brutto infortunio e un bocca al lupo. Certo, ci aggiungiamo anche noi allora. Va bene, ciao.